Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Salotto di Pamela. Permettetemi di salutare i tanti telespettatori che ci stanno seguendo in streaming dal Brasile. Saudações a todos os brasileiros che acompanham essa noite maravilhosa. Eccomi ritornata allora, pronta per cominciare con interviste e argomenti sempre più appassionanti con i nostri ospiti di questa meravigliosa serata. Come ormai sapete, le emozioni qui su Televenezia veramente prendono vita, le storie si raccontano e la curiosità trova sempre una risposta. Partiamo allora subito con la presentazione degli ospiti, anche perché ci sono tante novità per voi e anche appunto saranno cose molto interessanti. Abbiamo qui con noi Fulvia Dal Corso. Lei è una ballerina professionista e insegnante specializzata nei balli caraibici, in particolare nella salsa cubana e nella bachata. Poi abbiamo con noi Giampiero Trabuio, titolare della pizzeria Da Piero a Favaro Veneto, un'attività ristorativa che è anche un punto di ritrovo per i cittadini mestrini. Pensate che grazie a Giampiero e con la sua passione e il suo sorriso è l'anima di questo posto, l'anima di questo locale, e con il suo impegno appunto ha reso questo posto a Favaro Veneto un ricordo indelebile, come appunto tutti i nostri cittadini mestrini vengono a visitarlo e a fargli visita. Poi abbiamo con noi Laura Favaretto, è la fondatrice, rifacciamo questa, scusate. Abbiamo con noi Laura Favaretto, che è la fondatrice CEO di Maytay, un laboratorio con sede a Padova specializzato in marketing olfattivo, fragranze ambientali e branding sensoriale. Pronti per cominciare? La prima domanda la faccio subito alla nostra Fulvia Dal Corso, ballerina e insegnante specializzata appunto nei balli caraibici e anche la bachata, come vi stavo dicendo. Grazie Fulvia di essere qui con noi in questa meravigliosa serata. Intanto ciao e grazie Pamela per avermi invitato. Allora, prima domanda proprio subito. Allora, come nasce questa tua passione per le danze caraibiche e latinoamericane? Allora, parto un po' indietro. In realtà ho iniziato quando ero piccolina, come a 5 anni, con un percorso di danza classica. Poi ho lasciato dopo un po' d'anni e ho iniziato a studiare altri stili come hip hop, fino ad arrivare a circa 20 anni che ho scoperto il mondo del caraibico e niente, mi ci sono innamorata. E come proprio l'hai scoperto questo mondo? Guardando la televisione, guardando altre persone ballare? Come ti è scattato? Ascoltando molto le canzoni comunque, ascoltando la radio, quindi andava tantissimo il reggaeton, la bachata, da lì mi sono avvicinata tantissimo anche poi al mondo del ballo, non solo al mondo musicale, ecco. Ma questa cosa è partita proprio da te o qualcuno magari della tua famiglia, qualche tuo amico? L'hai preso da lui questa passione? È proprio venuta guardando solamente, ascoltando la radio, vedendo le altre persone ballare, magari anche la classica musica reggaeton, proprio tramandato anche in famiglia oppure solo da te? No, devo dire che è una passione che è nata da sola, nel senso a 20 anni, dopo un fidanzamento storico, mi sono lasciata e volevo cambiare qualcosa e ho iniziato da sola, quindi non avevo amiche che facevano questo tipo di balli, nessuno. E ho detto, sai che c'è, provo, e mi sono iscritta a un corso e niente, da lì non ho più mollato. E ti sei accorta proprio che avevi questa passione, questa dote dentro che ormai un po' tutti noi abbiamo, ognuno di noi ha una dote diversa, no? E che differenza c'è tra bachata e latinoamericano? Allora, differenziamo un attimo. Balli caraibici da balli latinoamericani. Io ballo i balli caraibici, quindi che comprende salsa, bachata, merengue e così, ecco. Poi anche ballo il reggaeton e insegno reggaeton. So che fai anche corsi, giusto? Corsi di Lady Style, Caraibico Bambini, eccetera. Ecco, quindi seguitemi, mi cercate sui social e mi trovate. Ecco. Assolutamente, anche per i principianti o anche ballerini esperti fai questi corsi? Per tutti i livelli. I livelli open, uno può entrare, un livello base, anche chi non ha mai ballato nella sua vita, sempre può iniziare, ma la cosa bella di questo mondo è che poi non c'è solo il ballo, ma si apre anche una vita sociale, ossia nuovi incontri, nuove amicizie,
nuovi anche futuri compagni o Sì, sì, compagne, sì, sì, si sì. apre proprio un mondo, perché Se poi ne- siete facciamo un po', serate. siete un po' sostanzialmente una famiglia unita, no? Che questo Sì, è sì, sì. bello, è bello. Quindi insegni solo tu o ci sono anche possibilità, cioè nel senso se magari c'è anche un'altra persona che ti accompagna, spiegami un attimino come funziona una prova. Tipo ad Ok. esempio vengo da te e ho detto io voglio imparare a ballare la baciata, ok? Ok, allora io a Mestre faccio i corsi di coppia con due maestri professionisti, un maestro Michelangelo e un maestro Lazzaro, e lì facciamo i corsi di coppia. Invece per chi vuole trovarmi da sola, quindi fare lady style, quindi non in coppia, ma anche per se stesse e imparare a ballare, a muoversi, sentirsi anche meglio con il proprio corpo, e mi trova il mercoledì a Cinto Caomaggiore. Fantastico, dopo magari ci fai qualche prova di balletto, Sì, no? Dopo magari dopo la pubblicità facciamo qualcosina. Grazie, grazie grazie a Fulvia. te. Passo la parola appunto a Giampiero, così conosciamo tutti i nostri ospiti di questa meravigliosa serata. Sì, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Giampiero. Come ho detto appunto è il titolare della pizzeria da Favaro Veneto, ormai amato un po' da tutti, no? Col suo sorriso, la sua Spero, passione. spero. Sono convinta di sì. Allora, Giampiero, com'è nata l'idea di aprire la pizzeria da Piero? Allora, ho iniziato da giovane a lavorare all'interno dei locali, quindi ho già 14 anni, lavoravo all'interno di una pizzeria e ancora prima facevo altri lavori comunque. E poi ho iniziato a Venezia, ho fatto 5 stagioni su un ristorante Sì. e ovviamente mi sono diplomato nel frattempo e da subito ho pensato ad aprire qualcosa perché la volontà, la voglia era quella di mettermi in proprio perché no, Sì, da dipendente non mi soddisfaceva a sufficienza. Allora, fatalità, proprio nel mio paese, a Favaro, sono andato a lavorare un paio di mesi e lì il titolare vendeva l'attività, che da subito ho acquistato, quindi ho messo ovviamente in moto tutta la mia famiglia, perché ovviamente sono supportato dalla mia famiglia, quindi mio papà, che adesso purtroppo è mancato, mia madre, mi i miei dispiace. fratelli, e quindi sono riuscito ad attivare, ad avviare questa attività che ormai è da 40 anni che ce l'ho, L'ha fatta un po' per eh, loro, no? ma un po' per tutti abbiamo fatto, diciamo, grazie a loro sono riuscito a fare quello che ho fatto, quindi non è che il merito sia solo mio, ma di tutti, del lavoro di tutti. Dopo 10 anni circa l'abbiamo restaurata, quindi Sì? l'abbiamo rimessa in ordine, rifatta completamente e adesso ovviamente mio fratello adesso non è andato via, mio papà purtroppo è mancato, mia sorella è andata in pensione, quindi sono io e mia figlia e mia moglie. Ovviamente adesso cerco di lasciare l'attività un po' a mia figlia, che adesso lei ovviamente ha preso in mano un po' tutto, quindi Sì. dai social, che ovviamente noi siamo un po' più Sì, indietro certo. rispetto ai giovani. E quindi ho lasciato spazio a loro che la gestiscano Seguono un po' un tutto. po' come gli piace a lei, perché giustamente sì, è mia, è nostra, però è giusto che i giovani facciano la sua parte e di Assolutamente. lasciare spazio a loro. Ecco questo. E com'è cambiata appunto la sua pizzeria dal passato ad oggi? Allora, sicuramente la ristorazione negli ultimi 40 anni è cambiata in modo notevole, perché io ricordo le attività che c'erano all'interno del nostro territorio a Favaro, che ovviamente c'era un tipo di menù che ovviamente era classico, quello della selvaggina, piuttosto degli animali, galline, polli. Adesso però la ristorazione è cambiata, quindi la decorazione del piatto, la composizione del piatto, i tipi di prodotti, i tipi, anche solo i tagli degli animali, quindi la Certo. tipologia di carne che viene mangiata non è la stessa di 40 anni fa, quindi è cambiata in modo drastico e cambierà ancora di più, perché negli anni vedremo che cambierà ancora moltissimo, ecco. E in quanti siete in cucina? Lei cucina ancora o... Sì, 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 beh, Sì? io faccio un po' da jolly, quindi Ok. pizzaiolo, cameriere, Un il po' tutto. barista, il cuoco, dipende dove c'è necessità. Ovviamente Ok. noi ci spostiamo, Beh, qualcuno in comunque che cucina siamo l'aiuta. 4-5 persone, fuori lo Ok. stesso 5 camerieri, quindi E la cosa che ovviamente. preferisce di più è fare la pizza o fare dei piatti tipici? Ma a me il posto fisso non mi piace, quindi Piace un po' io vado cambiare. dove c'è necessità, Sì, quello che serve, quello dopo che che mi serve. sposto.
Dopodiché io ovviamente vado moltissimo per i tavoli, quindi vado a trovare i miei clienti, Ecco sto perché è amato da assieme, tutti. parlo con loro, quindi si ride, si Ok. scherza e quindi diciamo che è un locale che non è il locale quello dove vai a mangiare, mangi e vai via. Cioè, c'è un rapporto di amicizia con i clienti che ormai è da 40 anni, quindi non è più io vado Penso a che mangiare da Piero perché sto in compagnia. Ecco, non è è proprio... Oltre che bello. ovviamente sperare di mangiare bene, perché questo è fondamentale. Assolutamente, però è bello anche sapere da lei che appunto lei appena finisce un attimino di fare il suo servizio ha detto vado dai clienti, vado a parlare con loro se sta andando tutto bene, che non è da tutti, non è da tutti diciamo i titolari fare una cosa di questo genere, comunque è anche una cosa molto molto bella, per quello ripeto è amato da tutti i mestrini e non solo. Sì, no, noi ovviamente, io allora, l'attività di ristorazione è la principale, ovviamente ho fatto anche il costruttore per 20 anni, quindi mi sono Ah, dedicato un po', perché è quello che effettivamente mi piace di più, i cantieri. cantieri, Sì, sì, sì? sì, quello mi manca tantissimo, cioè qualsiasi cantiere io sono presente, io vado a vedere, cerco di capire cosa stanno facendo, come fanno, però oltre a questo ovviamente sono E non riesce magari a fare le due cose contemporaneamente, se le le ho piace anche fatte, quella, le ho ecco, fatte, però però tosto, no? ovviamente avevo chi restava in pizzeria e gestiva un po' per me, quindi Sì, adesso però mancando ovviamente mio fratello e mia sorella, diventa un po' più diventa più difficile. Mia complicato, figlia ha 2 figli, quindi è presente, però capisco. ovviamente E fa il nonno a tempo pieno anche lei. quando posso lo faccio volentieri. Sì, Ovviamente sono delegato ai lavori pubblici, sono all'interno della municipalità, quindi con deleghe ai lavori pubblici. E oltre a questo ovviamente facciamo tutti gli eventi nel nostro territorio, quindi abbiamo un'associazione Vivi Favaro, sì, che con loro facciamo il San Martino, quindi abbiamo fatto il San Martino più grande del mondo, del penso, mondo, sì. che è 8 metri per 8, fatto tutto in pasta frolla. Facciamo il Redentore, Ok. perché da quando è entrato il nostro sindaco Brugnaro, ovviamente ha cercato di divulgare di non concentrare il Redentore solo a Venezia, ma di portarlo anche in terraferma, e noi siamo l'associazione che lo fa a Favaro. Oltre a questo ovviamente facciamo tutte le luminarie al territorio nostro, e la festa di maggio che Primo partecipiamo, maggio? sì, Ah, è una festa che facciamo dal 20 maggio fino ai primi di giugno, è una ok. festa importante nel nostro territorio e ovviamente contribuiamo, diamo una mano a poterla organizzare. E cosa significa per lei, Giampiero, essere un punto di riferimento per la comunità ad oggi? Cioè, Cosa intanto sente mi fa dentro? piacere essere un punto di riferimento, ma mi piace tantissimo poter lavorare per il territorio, per il paese, perché proprio mi dà più soddisfazione lavorare all'esterno della mia attività che all'interno, Ok. perché vedere il crescere, vedere che tutto funzioni mi dà una grossa soddisfazione, ecco. Ok, e Questo. poi quando lavorava appunto in costruzione, come gli è partito quello scatto appunto di aprire la pizzeria da Piero? Come mai? Allora, ma è perché Cioè lei è è una sempre stato fatalità. bravo a cucinare? No, 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 No. no, no, no. Ok, lei ha fatto Sono comunque... diventato, poi Stai si impara. diventando... Si impara Dopo 40 anni penso assolutamente. che qualcosa si possa imparare. Diciamo che io avrei potuto fare il costruttore, però in quel frattempo lavoravo nella ristorazione, quindi mi sono dedicato a quello. La costruzione l'ho fatto successivamente perché appunto è una cosa che la sentivo dentro, però potevo aver aperto come fratello altri locali, però ho preferito dedicarmi, concentrarmi su un locale unico Assolutamente. e poi fare qualcos'altro eventualmente di diverso, che non era quello solo ristorazione, ma anche costruzione. Ecco. Ok, fantastico, grazie Giampiero. Ok. Poi andremo appunto a parlare quali specialità consiglia ai nostri telespettatori. Dopo ne parliamo, appunto passiamo la parola a Laura Favaretto, fondatrice appunto di CEO e di Maytay. Quindi è venuta qua a parlarci un po' diciamo, della sua più grande passione, no? Che appunto, come se vuole continuare lei, Laura, così mi spiega un po' il tutto, perché so che è iniziato tutto dal Giappone. Sì, Partita questa sua passione al Giappone, si è confermo. innamorata
di questa Il sua profumo mi è sempre profumo? piaciuto, però arrivando dal mondo dell'architettura era un senso molto lontano per me, il senso olfattivo. E quando ho visitato il museo che si chiama Team Lab a Tokyo, un museo esperienziale, mi sono trovata in una stanza con delle proiezioni sulle pareti, ero stesa su delle poltrone sacco, perciò con forme molto organiche, sentivo il rumore del mare, i gabbiani e stavo bene lì, mi sentivo proprio bene. Dopo mezz'ora però mi sono ritrovata l'australiano appiccicato, il coreano anche, che per la mia idea di spazio sociale non andava assolutamente bene, ma io lì mi sentivo bene. In quel momento mi sono resa conto che diffondevano una fragranza marina. Perciò 4 dei miei sensi erano coinvolti nella medesima esperienza e lì è stato un momento molto importante perché mi sono resa conto della reale potenza del profumo e degli effetti che ci fa quando coordinato ad altre, sì, ad E altre cosa esperienze. ti ha lasciato quel momento vissuto in Giappone? Cosa ti è rimasto di più? E ho capito quella che è proprio la potenza di una fragranza, come può farci star meglio o peggio a seconda di come viene usata. E lì ho iniziato proprio a pensare a come inserire le fragranze nell'ambiente architettonico, perché arrivando da quel tipo di mondo per me è sempre stato difficile capire come unire le due cose. E lì mi sono resa conto che era effettivamente possibile. E per lei in quel momento là è stato proprio un punto di svolta, quindi per la sua vita? Decisamente, sì. Lì ho detto si può fare. E prima di iniziare questo suo percorso, cosa faceva prima? Sono stata e sono tuttora una lighting designer e ho lavorato in Italia e all'estero per circa 12 anni. Ok, ma la cosa che più ama, più preferisce è proprio insegnare alle altre persone cos'è veramente il profumo, no? Sì, mi diverto, mi diletto anche a tenere delle piccole lezioni, dei laboratori per far capire qual è l'importanza del profumo e come incide e influisce nella nostra vita di tutti i giorni. Siamo abituati ad andare a scuola, ci insegnano a leggere, a scrivere, impariamo i colori, impariamo le note musicali, però il senso dell'olfatto non ci viene mai insegnato, non ci insegnano come utilizzarlo. Probabilmente lei lo utilizza molto bene perché cucinare è una parte importante, assaggiare è una parte importante, annusare, dare un nome a ciò che si annusa è importante ma è molto molto difficile. Perciò faccio dei piccoli laboratori e dei giochi per insegnare questo. E per lei il profumo, per lei cosa significa? Cioè il profumo? Il profumo è fondamentale, non ce ne rendiamo conto, però se pensiamo al mattino, ci alziamo, ci svegliamo, mettiamo su la mocca e non esce nessun profumo, beviamo un liquido che è praticamente insapore, facciamo una passeggiata e non sentiamo il profumo di un fiore, del pane, o magari anche della primavera. Sì, poi noi siamo italiani, basta camminare fuori e ci sono un'infinità di odori, il cibo che mangiamo, è come vivere senza un senso, come vivere in un mondo in bianco e nero, l'olfatto è fondamentale. E per quanto riguarda la parte della clientela, come reagiscono quando ad esempio sentono un profumo? Qual è la loro reazione? Noi utilizziamo i profumi in vari modi e in ambiti completamente diversi. C'è l'ambito del retail e dell'hotellerie, perciò alberghi, negozi e showroom, e lì il profumo viene utilizzato per dare qualcosa in più. Un prodotto profumato, uno spazio profumato prende un valore più alto. Utilizziamo il profumo nell'ambito medicale, perciò ad esempio cliniche dentistiche. In quel caso noi siamo animali ma ce lo siamo dimenticato, perciò l'odore del dentista ci fa quel mal di pancia, quel fastidio che quando apriamo la porta vogliamo chiuderla e andare via direttamente. Assolutamente. Andare a coprire o a modificare quell'odore che noi portiamo nella nostra memoria ci permette di entrare in uno spazio già più rilassati, in uno spazio non per andare a curarci ma per andare a star meglio. La prospettiva a livello psicologico, psichico è completamente differente. E poi l'altro ambito in cui viene utilizzato il profumo è l'ambito degli eventi. Ok. Molto Fantastico. spesso, non Io so, wedding planner utilizzano, i matrimoni si fanno nelle ville che hanno, diciamo, l'odore del tempo, andare a rinfrescare quell'odore dà un aiuto importante. Sono qui che mi immagino un attimino, no? Quali sono le profumazioni che ha in casa, o magari quelle profumazioni che più preferisce?
Lavorando col profumo in casa, la mia casa spero sia in odore, perché utilizzo magari alcune stanze dove metto dei prodotti per andare a sentire l'effetto che danno, però poi tolgo tutto quanto perché ho un olfatto abbastanza sviluppato e mi danno fastidio i profumi Sì, in casa. Sì. quindi sente tutto, anche lo shampoo magari dei capelli lo Sì. sente. Sì, Sa che a un po'. volte sono talmente imbarazzante che vado dalle persone e chiedo cosa hanno mangiato. Perché Cosa avete? sento- No, non abbiamo mangiato, nessuno ha mangiato cipolla, vero? Perché poi non riesco a frenarmi con questa cosa, perché se ho in mente che qualcuno ha mangiato del miele, devo chiedere se è vero. Sì, Sì, proprio perciò gli viene faccio proprio delle la voglia. figure terrificanti. Scusi, lei ha mangiato un po' di... Sì, esatto, così. Fantastico. Ok, no, magari vivendo, ha detto, con i bambini e No, tutto, no, no. loro non hanno preso questa diciamo, Mia sua figlia è figlia. abituata ad Per quello annusare chiedevo. qualunque cosa e ha un ottimo olfatto. Quando camminiamo, mamma, senti questo profumo? Ma Come lei ha forse preso dalla abituata, sì, mamma. credo di sì. Fantastico. Sì, sì, sì. Va bene, cari telespettatori, con questa affermazione noi ci fermiamo per un attimino, però state ancora lì comodi che tra un po' vedremo la nostra cara Fulvia ballare per noi. A tra poco. Rieccoci ritornati nuovamente nel salotto di Pamela, continuano appunto le domande ai nostri cari ospiti, adesso passiamo a nostra cara Fulvia Dal Corso, una ballerina professionista come appunto vi stavo dicendo, e insegnante appunto nei balli caraibici. Non so se magari vuoi ballarci qualcosina, farci una prova magari di baciata, cosa dici? Allora, per i telespettatori magari possiamo fare un passo basico di baciata che potete provare a casa da soli e poi magari in coppia, se avete voglia. Allora, faccio per le donne, ok? Quindi, per noi donne, partendo con la gamba destra, andando verso destra, faccio apro, Anch'io chiudo, provo, apro, chiudo. chiudo. Semplicissimo. Adesso facciamo lo stesso dall'altro lato, quindi parto col sinistro e faccio apro, chiudo, apro, Più chiudo. brava di me, io so che so la samba, però bravissima, complimenti. Ricordiamoci che è importantissimo il movimento di cadera, ossia del bacino. Quindi sempre noi donne facciamo come un molleggio, i vado, Fantastica. semplice passo basico. Fantastica, grazie Fulvia. Noi intanto impariamo, magari andiamo a ballare col moroso, col compagno, intanto ci muoviamo proprio a ritmo baciata, fantastica. Questo comunque va ballato a coppia o A singolarmente? coppia, da sola, come uno vuole. Ok, fantastico. E ti chiedo Fulvia, che consiglio daresti a chi magari vuole intraprendere questo percorso insieme a te? Di iniziare subito, che non è Subito. mai troppo tardi per l'età, se sei in coppia, se non sei in coppia. La domanda che più mi fanno, devo Sì? dire, è: ma maestra, io non sono in coppia, posso venire lo stesso? E io dico sempre: ma certo, la maggior Assolutamente. parte delle persone che vengono, intanto l'età è super varia, non c'è un'età, da giovani anche fino ai 70, non c'è un'età per questo, ma soprattutto non serve assolutamente essere in coppia. C'è chi ha piacere di fare il corso in coppia e viene con la sua donna o il suo uomo, c'è invece chi viene semplicemente perché vuole conoscere nuove persone o perché ama il ballo o che tante donne lo fanno semplicemente per se Per se stesse, stesse, che è per tenersi bello. in forma, per vedersi bene allo specchio, per dare un po' di movimento, migliorare il proprio movimento, per vari motivi. È una delle tue canzoni preferite? Di quei balli che ti piace proprio scatenarti? Qual è? Ma ce ne sono molte, però devo dire che quando sono a casa da sola ascolto molta baciata, perché mi Baciata. calma, sì, molto rilassante, mi piace molto. Ho visto anche magari sul tuo profilo Instagram che fai tanti video proprio anche dove spieghi, che sei anche molto brava proprio anche a spiegare, quindi anche se molto, diciamo che si può anche imparare perché è facile da imparare da te, anche se andate a vedere magari qualche suo video su Instagram, vedete che appunto i suoi balli che sono favolosi, lei ti insegna come ballare la baciata, il latinoamericano. Sì, diciamo faccio più video tutorial, non molti video tutorial, scusate, ma video challenge, magari Sì. mi prendo una challenge che ho visto che mi è piaciuta
E sui social però metto più video di reggaeton, in questo caso reparto cubano, che è un genere, Assolutamente. e salsa, qualcosina di bachata c'è. Sì, è un anno o due che mi sto dedicando particolarmente al social, ecco. Brava, fai bene anche perché dopo le altre persone vedono, no? E quindi cercano di imparare, di sfruttare soprattutto anche la possibilità di imparare appunto questo tipo di ballo, no? E per quanto riguarda invece che tipo di formazione hai avuto nel mondo della danza? Cioè come è iniziata invece la tua formazione? So che appunto ti sei appassionata, ascoltavi la radio, guardavi i video, ascoltavi queste bellissime canzoni appunto reggaeton, e la tua formazione da chi è partita? Allora, io ho iniziato con dei semplici corsi base, circa 21-22 anni così. E da lì piano piano poi sali di livello, non so, fai il corso intermedio, Sì. fai il corso avanzato. E poi da lì ho iniziato a studiare tantissimo, a fare tantissimi stage ogni volta che avevo l'opportunità, finché sono arrivata a dire mi piace insegnare, voglio insegnare proprio farlo non solo come ballerina, perché mi piace ballare, ma mi piace trasmettere anche alle persone quello Questa è che tua so. passione, sì. E niente, ho fatto un corso con l'AIMB, che è Ok, l'Associazione Italiana Maestri di Ballo, e ho preso il diploma di insegnante di balli caraibici, fantastico, ecco. fantastico. E hai in programma magari qualche evento che possiamo venire a vederti magari? Allora, io oltre a appunto fare la ballerina e insegnare, organizzo anche degli eventi e adesso ne sto organizzando uno molto grande a Cintocao Maggiore, che Ok, sarà sabato 17 maggio, sì. E ecco, chi è amante dei balli caraibici consiglio di venire perché sarà un evento super con due super professionisti a livello della salsa, a livello mondiale, quindi spero fantastico. che Poi andrà magari tutto bene. lasciamo tutte le informazioni che magari se le persone, i nostri telespettatori vogliono magari venire a Certo, trovarti. e seguitemi sui social, mi trovate come Fulvia Course, scritto Course, e là io aggiorno sempre, metto tutti gli eventi che faccio, workshop, eventi che organizzo. Fantastico. E bisogna fare la prenotazione per questo evento il 17 Sì, maggio? sì, sicuramente, c'è scritto tutto, ho fatto giusto ieri un post, quindi Ok. se mi cercate là c'è tutte le info, come prenotare e tutto quanto, ecco. Ok, fantastico, grazie, grazie Fulvia. Grazie a Poi te. appunto torno da te con l'ultima domandina che ti chiederò che progetti hai per il futuro, se magari hai qualcosa in mente. Passo la parola appunto a Giampiero, del ristorante titolare della pizzeria a Favaro Veneto. Signor Giampiero, le, le chiedo, quali sono le specialità di di questa stagione nel suo ristorante? Ma allora innanzitutto ovviamente in questo periodo abbiamo gli asparagi, i carciofi come Sì? tipologia di verdure. Come tipologia ovviamente di prodotti, noi abbiamo inizialmente avevamo solo pizzeria, poi negli anni abbiamo cambiato, adesso lavoriamo moltissimo con il pesce, quindi dagli antipasti ai primi piatti, il granchio blu, le varie grigliate, quindi il rombo piuttosto che il filetto di branzino, ecco. E quindi diciamo che il nostro locale attualmente lavora molto più di ristorante che ovviamente di pizzeria, perché negli anni si è Ok. evoluta, si è cambiato la tipologia, ecco, e il modo di far da mangiare, ecco. E come vede il futuro della pizzeria da Piero nei prossimi anni? Ma, ma, Pensa ancora cambiamenti. magari di fare un'innovazione o Ma mantenere magari... abbiamo già in programma un piccolo restauro, quindi del rifacimento dei colori esterni e la copertura di una parte del locale, quindi fotovoltaico, copertura di pinture esterne. Internamente l'abbiamo rifatto un'altra volta 5 anni fa, quindi l'Alice, ovviamente mia figlia, che lavora all'interno, ovviamente adesso che avendo più spazio, lei se ha piacere di fare qualcosa glielo lascio fare senza problemi, quello che gli piace lo fa, Assolutamente. anche perché è una ragazza che merita moltissimo, quindi è una, non che fa le cose tanto per farle, ma le fa perché è convinta, quindi ci mette il suo, ci mette Come impegno. si chiama sua figlia? Alice. Alice, ecco, salutiamo Alice che ci sta guardando. Ciao, ciao cara Eh, Alice.
Hai un grande papà, bravissimo. E cosa rende appunto la vostra pizza diversa dalle altre? Perché so che è tutta sempre parlata, sempre amata, appunto, che Ma, tutti vengono da lei per mangiare questa pizza e non solo. ma allora si cerca ovviamente sempre, innanzitutto la cosa più importante è l'impasto che deve avere le sue ore di lievitazione, non può essere fatto l'impasto e fai la pizza immediata, ma deve avere le 24-48 ore di lievitazione, quindi per dare il tempo ai lieviti, sia ai lieviti che alle farine, di fare il loro lavoro. E Ok? quindi quando la mangi è più digeribile, non ti svegli la notte perché hai Mm, sete, ecco questo è fondamentale, dopodiché cerchi sempre di usare i prodotti che siano adatti e buoni per condire ovviamente la pizza e per quanto ovviamente riguarda la ristorazione ovviamente cerchi lo stesso dei prodotti che devono essere compatibili ovviamente col prezzo, qualità-prezzo, perché assolutamente. sappiamo che ci sono prodotti molto, molto più validi, però ovviamente sfori e quindi devi stare all'interno del tuo target, della tua E attività. quante tipologie di pizze ci sono nel Ma ristorante? adesso abbiamo rifatto i menu nuovi e abbiamo tagliato un po' di pizza perché Troppe. diventavano tantissime. Il bello è che il cliente se ne inventa ogni giorno una, quindi La per inventa quante tu ne direttamente togli lui. loro aggiungono. Quindi Ok. normalmente su una pizza, su una comanda di 10 pizze, difficilmente trovi il nome e basta, ma Sì. trovi più, meno, Più più salamino, più abbondante. funghi, E quindi tutte cose diciamo, sì, loro sì. fanno del suo. Assolutamente. E un suo piatto preferito? Ma Ci allora illustri. noi ormai da 30 anni facciamo la paella. La paella, quella che facciamo noi, allora, la ritengo un piatto buono, non è proprio come quella spagnola, che la Sì. spagnola io la trovo un po' troppo asciutta, mentre la nostra è un po' più morbida, Sì. la mangi più volentieri, ecco. Ok. Noi tra l'altro con la festa di maggio, l'ultima sera, ci siamo fatti una pentola apposta da 2 metri di diametro e facciamo una paella per tutti, quindi per Una paella, una pentola. 600-700 persone. Tutti invitati all'ora della pizzeria Pesa davvero a circa, il mangiare. prodotto totale sa circa un 3 quintali, quindi no, è Fantastico. grandissima, siamo in 4 che la mescoliamo, è bellissima da bere, quindi, E come fate voi la paella? Gli ma allora ingredienti? carne, Carne e pesce e pesce. verdure. Sì, ovviamente Ok. va preparato, tutti i prodotti vengono preparati prima e dopo vengono assemblati e messi all'interno, fatti bollire in modo giusto, ecco. 600-700 Sì, persone, sì, sarà sì. un pentolone. No, è 2 metri di diametro, quindi è un piacere farlo, perché proprio butti dentro la quantità di materiale proprio Se butti a di livello tutto proprio industriale. senza, Sì, senza sì, sì. pensarci, Come mi piace a proprio... me tantissimo, Sì, tantissimo. sì, sì, fantastico. E invece le chiedo Giampiero, cosa consiglieresti invece a un giovane che vuole intraprendere appunto il sogno che è riuscito anche lei, la passione di aprire una pizzeria ad oggi? Cosa consiglierebbe? Ma, cioè, non ci Di sono molti provarci? consigli, provarci sicuramente e farlo con impegno. Ovviamente pensare di fare le 6 ore, 8 ore non è possibile. All'interno di un'attività le 12, 14, 16 ore sono la normalità, quindi se uno pensa di aprire un'attività e fare le 6 ore è meglio che Assolutamente, faccia il deve dipendente. dare tutto se E stesso. deve piacere e deve continuare a cambiare, cioè non si può fermare su quello che ha imparato, ma deve continuare a capire le esigenze del cliente, i cambiamenti del tempo, le tipologie di prodotti che vengono Sì, date e scelti. quindi devi Ok. sempre stare al passo con quello che c'è di meglio, che ti offre il mercato e che chiede il cliente ovviamente. E per quanto riguarda appunto piatti senza glutine e gluten free, voi fate anche, Abbiamo avete la qualcosina, ovviamente possibilità? abbiamo la pizza, la Ok? facciamo, che ovviamente dipende anche lì, c'è l'intollerante o proprio quello che è allergico, quindi a seconda di come ci dicono lo trattiamo il prodotto. Ok. Senza glutine, ovviamente anche in cucina abbiamo delle paste senza glutine, abbiamo dei risotti, quindi anche lì ovviamente a seconda di come uno è intollerante lavoriamo in modo diverso. E quali sono i tipi di risotti che fa? Allora il risotto a me piace tantissimo Vedi, l'ho preso. perché è una cosa che va trattata e va lavorata, cioè va passo a passo va assaggiato e capito e va corretto, perché non è così scontato.
e dopodiché l'ultimo passaggio è la mantecatura e quindi quello Sì. Però il risotto è un piatto non è facile da fare, non è impegnativo. Sembra, ha detto, qual è il segreto per un buon risotto? Quindi dice lei che la mantecatura? Ma Per intanto i fare? prodotti che usi, Giusti? ovviamente il brodo è fondamentale e dopo il passaggio finale, appunto la mantecatura, che è quella che ti dà proprio la cremosità del risotto e non il chicco staccato, ma deve essere Certo. proprio una crema con la sua consistenza del riso, ecco. Fantastico, grazie, Prego. grazie Giampiero. Dopo appunto le chiedo per poterla appunto contattare e anche vedere nel mangiarsi una bella pizza o magari un risotto nel suo ristorante. Passiamo appunto la parola a Laura Favaretto ci stava parlando appunto come è iniziata questa sua passione che ha conosciuto appunto la profumazione in Giappone. Ma lei quindi ha imparato anche il giapponese, immagino? Decisamente no. No, ci ho provato perché il giapponese è No. abbastanza molto molto difficile. Invece ti chiedo, Laura, che consiglio daresti invece a una persona che vorrebbe intraprendere un percorso appunto professionale nel mondo del marketing sensoriale? Del marketing sensoriale nello specifico, credo ci siano degli ottimi corsi di marketing, poi la parte sensoriale probabilmente viene dopo, ci servono delle basi e per quanto riguarda la parte olfattiva posso consigliare di annusare qualunque cosa e crearsi una biblioteca degli odori, perché noi annusiamo ma non sappiamo dare un nome a ciò che annusiamo e forse questa è la parte più complicata. E invece un progetto che ti è rimasto veramente tanto a cuore, che non te lo dimenticherai mai, qual è? È un progetto museale legato a Ulisse Androvardi. Abbiamo fatto questo progetto con uno studio di architettura di Bologna che si chiama Diverse Righe e lì è stato creato proprio un percorso legato ai pianeti. Erano state fatte delle supposizioni da questo storico chimico scientifico del 1500 per cui i pianeti dovessero avere degli odori particolari. Ad esempio Marte, dato che è rosso, sa di sfidi metallici, ha un odore ematico di Ok. benzina molto forte. Perciò questa è stata una cosa molto particolare e mi sono divertita tanto. Io so che tante persone magari che conoscono piace sentire appunto la profumazione del diesel o della benzina. Lei è una di quelle o no? Ah, ok, Detesto. ok, no, perché No, è un non odore- so come però è fanno. vero. Sì, a molti piace. A molti sì, sì, piace c'è chi tanto. annusa la benzina. Sì, ho detto, che buon profumo. La No, benzina. non fa per me. La nausea. Preferisco annusare i risotti di Piero. Sì, decisamente, o la pizza. Sì. E invece se c'è magari una fragranza che ha segnato magari un momento particolare della tua vita, Tante se ti è fragranze, rimasta, a seconda tante. del periodo della vita. E la Sì. prima proprio che ti è rimasta tantissimo, proprio che ce l'hai nel cuore, la prima, sai, la prima cosa che pensiamo, io adesso ti chiedo appunto la fragranza che ti viene in mente come in primis, qual è? Ne ho tante perché lavorando con il profumo uso il profumo come se fosse un abito, a seconda di ciò che devo fare indosso un profumo, però c'è un profumo che mi piace perché mia figlia lo adora e questa cosa mi riempie d'orgoglio perché lei ha il suo profumo di Sì. un marchio notissimo, perfetto per i bambini, ma lei non vuole quello, lei vuole il profumo che sa di mamma. Ed è uno dei Cara. profumi che io uso e lei ogni volta va a rubarmi il profumo e se ne mette una quantità industriale. Sa proprio di mamma perché Sì, sente il suo perché per odore, lei sa di mamma, sì, sente sì, la sì. sua profumazione. E, Tra l'altro è un profumo famosissimo, cipriato, un profumo però da donna, non da bambino. ok, immagino. E come reagiscono i clienti quando sentono appunto una profumazione che è pensata per loro? Questa è una cosa divertente perché le profumazioni le studiamo attraverso un'intervista basata sulle neuroscienze. Ci sono una ventina di domande che vanno a delineare quella che sarà la fragranza che viene proposta. Ne studiamo sempre 3-4 e poi le raccontiamo ai nostri clienti e generalmente quando viene fatto il test, quando le annusano e noi raccontiamo il perché di certe scelte, mi dicono è questa? Ma come hai fatto? Sì. Come hai fatto a tradurre delle parole in profumo? Ci sono dei segreti che ovviamente non è che sto a dirvi adesso. Non si può dire niente, fantastico. ho Però detto sì, proprio. rimangono stupiti. Infatti vedere proprio la clientela, io ho detto io voglio questo profumo, cioè voglio che si senta questa profumazione, a un certo punto te la indovini e ho detto
ci rimangono Ma proprio... di solito i clienti non sanno cosa vogliono, Ok. però attraverso le domande che faccio vado a capire cosa serve a loro, perché tante volte siamo fissati magari con qualcosa, con un profumo che però nello spazio che abbiamo, perché i profumi che facciamo sono per gli ambienti, non per le persone, non c'entrano assolutamente nulla, come il bergamotto in Trentino. Sì. No, Cioè, non va non c'è- bene. No, E assolutamente. allora un po' alla volta si guida il cliente, lo si porta verso la cosa che è migliore per lui. Sì. E per quanto riguarda magari eventi, proprio per sentirla proprio spiegare queste profumazioni, c'è qualche modo? Come possiamo venire a contattarla? Beh, c'è il sito, Il sito, ok? Maytay, www.maytay.it. Poi qualche settimana fa ero ad un evento internazionale che si chiama Engage apposta per i wedding planner. Tra 15 giorni sarò a Genova alla Design Week. La settimana scorsa ero a Milano Ah, ok, per la settimana del fantastico. design, perciò sì, ci Sì, perché è trovate. bello, no? Bello sapere questa sua passione appunto per la profumazione, perché infatti, se devo dirla tutta, è la prima proprio che sento, prima persona che conosco che ha questa sua dote appunto del profumo. Va bene, grazie, grazie Laura, noi ci fermiamo per un attimo che andiamo un pochino in pubblicità, però state ancora lì che tra un po' torniamo e salutiamo anche i nostri cari ospiti. A dopo. Rieccoci ritornati nuovamente nel salotto di Pamela, spero cari telespettatori che vi sta piacendo tanto, perché a me tantissimo, anche perché ho conosciuto nuovi ospiti, nuove passioni che, come vi ho sempre detto, appunto le emozioni qui nel mio salotto prendono veramente vita e la curiosità trova sempre una risposta. Facciamo un'ultima domandina ai nostri ospiti di questa serata, poi tocca salutarli. Faccio una domanda a Fulvia per iniziare magari un percorso di prova con te. Come possiamo fare magari per contattarti? Allora, mi trovate sui miei canali social, ossia Instagram come Fulvia Corse e su Facebook Fulvia Dal Corso, e tranquillamente mi scrivete un messaggio privato e da lì ci mettiamo d'accordo in base alle vostre esigenze, se volete fare un percorso individuale o se avete piacere di fare un corso, ecco. Niente, Fantastico. da lì, ecco. Visto che abbiamo anche il nostro pubblico brasileiro che ci segue direttamente dal Brasile in streaming, a te sai ballare anche qualche samba? La samba sì, un po', non la Un insegno, pochino? però mi piace molto. Ti piace, ti piace? Ci insegni magari qualcosina, ci fai qualche passo di samba? Ah, io qualche... No, no, Dai, non mi no? permetto, No, no, ok. assolutamente. Va bene, allora salutiamo il nostro pubblico appunto dal Brasile che è venuto appunto a trovarci Fulvia che balla anche la baciata, che sono sicura che piacerà tantissimo anche a voi. Grazie, passo la parola appunto a Giampiero, così salutiamo anche lui, per poterti venire a visitare, magari a trovare, a mangiare qualche pizza o magari un risotto. Magari lasciamo i tuoi contatti anche per l'evento anche che ci stava accennando della paella di 600-700 persone. Sì, allora sicuramente ci trova sul sito, comunque su Facebook, sotto Pizzeria da Piero, e ovviamente lì all'interno abbiamo tutta una serie di foto dove presentiamo i nostri piatti e i nostri orari, ovviamente quello che facciamo. E quindi per trovarci è meglio comunque sempre prenotare per evitare di non trovare posto o comunque di non riuscire a mangiare. E ovviamente vi aspettiamo alla festa di maggio che inizierà quest'anno il 14 maggio e finisce il 3 giugno. La paella sarà fatta il 3 giugno, quindi l'ultima serata, dove ci sarà l'estrazione della lotteria, dove c'è in palio comunque una macchina, quindi non è da poco. E verso le 10, 10 e mezza faremo questa paella enorme per tutti coloro che vorranno assaggiarla o comunque partecipare alla festa. Fantastico, tutti a mangiare la paella con Giampiero. Grazie Grazie a voi, Giampiero. grazie di tutto. Passiamo la parola appunto a Laura. Lasciamo tutti i suoi contatti per poterla contattare, perché veramente penso che sia un'esperienza unica. Conoscere proprio i profumi, assolutamente, assolutamente. Trovate su tutti i social, sto Maytay Ambiance Fragrances, basta scrivere Maytay e si trova. Fantastico. Cari telespettatori, vi devo salutare, io vi ricordo che noi ci vediamo sempre ogni domenica su Televenezia alle ore 21,
Saluto i nostri ospiti di questa meravigliosa serata. Abbiamo avuto qui con noi Fulvia Dal Corso, che ci ha fatto anche un balletto, ci ha insegnato un po' la baciata. Lei è ballerina professionista e anche insegnante. Mi raccomando, come ha lasciato prima appunto tutti i suoi contanti, per fare una prova insieme a lei e così impariamo tutti un po' a ballare e a muoverci un po' di più. Ringrazio Giampiero della pizzeria titolare appunto della pizzeria da Piero a Favaro Veneto. Fa delle ottime pizze, ormai è amato da tutti i cittadini mestrini e perché no andare a trovarlo nella sua bellissima pizzeria, così viene anche a tavolo con noi, chiacchieriamo, parliamo, ci divertiamo, che questo è sempre l'importante. Ringrazio appunto Laura Favaretto, fondatrice di CEO di Meitei, un laboratorio appunto con sede a Padova, come anche lei ha lasciato tutti i suoi contatti per andare a scoprire questa sua esperienza anche del Giappone, che penso che sia stata un'esperienza unica, meravigliosa, anche di questi profumi, che mi rimarrà sempre in testa, che suo figlio appunto amo il profumo di mamma. Ringrazio tutti, noi ci vediamo ogni domenica alle ore 21. Vi lascio con questo video di Ornello Vita Stonata. Noi ci vediamo ogni domenica alle ore 21 su Televenezia. A volte vorrei vedere quell'ufficio bruciare con tutta quella gente di una noia mortale. E tu che mi dici che ho un ego smisurato, magari è solo il tuo, un poco sottovalutato, poco coltivato, forse sottosviluppato. Ti fossi laureato, ma dai che scherzavo su. Meglio una vita un po' stonata che una intera fotocopiata. Qui mi manca l'aria e l'estate. Vi lascio alle vostre puttanate. Puttanate. Dottor Centenaro, perché ieri è arrivato con 25 minuti di ritardo? Alla giustificazione. Da domani, per nuove disposizioni, non potrà più portare fuori materiale informatico dall'ufficio. Non sono certo nato per fare l'impiegato, timbrare il cartellino in gabbia come un uccellino. E quelli del personale a cui piace controllare, peggio di quei vicini, ma andate a cagare, va. Meglio una vita un po' stonata che una intera fotocopiata. Qui mi manca l'aria e l'estate. Vi lascio alle vostre puttanate. Puttanate. Che poi oggi ho scoperto che il mio amico Tams, che è un libero professionista per scelta, ma che con un certo tono vittimistico si definisce invece precario, si scopre essere un filo aziendalista, che giustifica pure l'arroganza di presunti manager, che in fondo è lo scotto giusto da pagare per avere il tanto cognato stipendio fisso e la famosa 13ª. Meglio una vita un po' stonata, sicuro al 100%, che